Siamo pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte, oggi con noi Francesca Sassu, soprano, quindi parleremo di canto lirico ma anche della sua carriera, di opera in generale e di alcune tecniche d'allenamento molto particolari. Non vi dico più nulla, ci vediamo fra un minutino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Eccoci, benvenuta Francesca. Grazie, buonasera. Bentornata a Sassari, visto che sei sempre in giro, no? Quindi sei qua di passaggio tra un impegno e l'altro, però Sassari è la tua città, questo lo possiamo dire, è casa tua. E infatti proprio a Sassari è partito tutta la tua carriera, che sta continuando alla grandissima, ma è partita dalla tua città, da Sassari, al Conservatorio Luigi Canepa, ho detto giusto? Perfetto. Giusto. Quindi tutto è partito da lì, insomma. Sì, esatto, io ho cominciato a studiare al conservatorio nel 2000 e ho iniziato tutto così un po' per gioco, mi piaceva cantare ma non sapevo nulla di lirica assolutamente. E ho iniziato a studiare e devo dire che avevo una certa facilità. Ti veniva facile, Mi veniva facile, esatto, mi riusciva, ecco. E quindi niente, ho studiato qua e poi ho provato a fare un concorso internazionale di Spoleto nel 2005, Spoleto, sì. E un po' per gioco, un po' per vedere che cosa c'era fuori oltre il Conservatorio di Sassari, e l'ho vinto e quindi un po' da lì è nato tutto. E da lì è partito tutto, ma l'hai fatto che stavi ancora studiando o Sì. avevi finito? Quindi durante gli studi Sì. Ero al quarto anno, non avevo finito il corso una sorta completo. di stage durante, no? Questo Ma era evento più, stage. Cioè una cosa che si fa magari a livello di studenti. Diciamo non si no? fa proprio, però io avevo bisogno di un confronto stimolante, Ok. volevo vedere che cosa c'era fuori, volevo capire anche in realtà a che livello fossi e quindi poi anche un grande incentivo per studiare e via. L'ho E vinto. qua vediamo alcune tue immagini che abbiamo tratto da tanti spettacoli che adesso ne parleremo che hai fatto in giro. Senti, ma dal conservatorio tu avevi, perché lì si entra, chi piace la musica ha questo indirizzo, però sapevi già di fare quello oppure no? Allora, io mi sono iscritta in canto, al conservatorio si studia canto lirico, quindi, ma già, sì, diciamo certo. c'è già un'impostazione predefinita, però è vero che io non sapevo nulla di lirica, cioè io volevo semplicemente approfondire la tecnica, studiare la musica, quindi Sì. la scuola era quella e ho iniziato appunto a far questo, senza conoscere neanche un'aria d'opera. E da lì che hai visto, oppure chi ti seguiva ha visto che potevi diventare un Sì. soprano, giusto? Sì, Questa sì. figura, no? Del Esatto. canto lirico, dell'opera. Sì. Dico bene? Dico Dici perfetto. bene, giusto. Ha studiato, E quindi in particolare che cos'è il soprano? Io so che ci sono diverse figure, no? Dal tenore al baritono al basso. Il soprano, cioè come si colloca all'interno di... Allora, i registri vocali Sì. si dividono
naturalmente in uomini e donne. Le donne, cioè la Sì. voce più acuta è il soprano, la voce centrale è mezzo soprano, la voce più grave è il contralto. Per quanto riguarda gli uomini, la voce acuta è il Sì. tenore, la voce media è il baritono e poi c'è la voce grave che è il basso. Queste sono le definizioni in base al proprio range vocale, cioè in base a quanto, all'estensione che uno ha nella propria voce. Chiarissimo, chiarissimo. Quindi la spiegazione giusta. Come Pavarotti era un tenore, Tenore, giusto? esattamente. E se non sbaglio era anche uno dei... Cioè, beh, era unico, è ovvio che era unico, Assolutamente. però nel complesso era anche uno dei pochi che non sono molti tenori di quella, cioè che avevano, lui cosa aveva, il do di petto forse, mi sembra, Beh, giusto? sì, certo, Cioè, la sua forza. Era proprio... Mi è venuto in mente Pavarotti, sto scomodando un grandissimo. No, ma tecnicamente assolutamente perfetto, cioè la perfezione, il riferimento credo di tutti i colleghi tenori sia lui. Insomma. Ecco, quindi soprano ci vuole tanto allenamento e tanto studio, cioè com'è un po' la prassi, insomma, per diventarlo in un certo modo, insomma, come lo sei diventata tu? Bisogna studiare tecnica, bisogna studiare respirazione, bisogna studiare la musica, fondamentale, Certo. e se nel caso appunto del cantante lirico bisogna studiare teatro, perché tu sei infatti, un cantante attore. Lo vediamo qua, guarda in questo, ti ricordi qua dove sicuramente ti ricordi? Qua sto interpretando Violetta nella Traviata al Petruzzelli di Bari. Che questo è un po' un tuo pezzo forte, poi ne parleremo di questa. Quindi ecco, basta vederlo anche dai costumi, hai detto teatrale, e quindi c'è anche tutta quella parte lì, non solo il canto, lo studio. Per me è tutto, indispensabile, è quindi... inscindibile, io non mi diverto se non faccio quello. E una curiosità, prima di iniziare a intraprendere questa via, quando eri al conservatorio, cioè la musica ti piaceva un po' tutta? Eri una ragazza che andava magari negli scantinati a suonare coi gruppi con gli Avevo il amici? mio gruppetto, certo. E come si chiamava il gruppo? Avevo un Ma nome? sai che non mi ricordo il gruppo? Aia, Non mi saranno ricordo- contenti mamma quelli mia. del gruppo. Scusate ragazzi, non mi ricordo il nome, però mi ricordo che facevamo un sacco di cover dei Cranberries. Già siamo lì a livello di voce, di cose, Sì, quindi io l'adoravo lei. eri già, diciamo, che ti piaceva la musica in generale, ti piaceva la musica pop rock e così, Sì, ma a sì. livello di canto eri già impostata in un certo... Mi piacciono o no? le cose difficili, diciamo. Anche, soprattutto perché veramente. Beh, a sto punto, sentite, ci guardiamo un po' di Francesca, va bene? guardiamo. Dai, allora, sentiamo la voce di Francesca in questo video che ci manda Cesare.
fantastica, fantastica. Ma qua dov'eri? È un allestimento incredibile. Sì, è un allestimento incredibile di Pierluigi Pizzi al Petruzzelli di Bari, Ah, l'Opera del cavolo. Tancredi. Petruzzelli di Bari, l'Opera del Tancredi. Un allestimento storico difficilissimo per la pendenza del palcoscenico, come avrete notato. Mamma mia, quindi c'è dietro anche tutto il lavoro. Un mese di prove. E le scenografie incredibili di Sì, questi sì. artisti, veramente, veramente, veramente bello. Complimenti per la tua voce e non solo, anche per l'interpretazione in questo pezzo. Stiamo parlando di arte, volevo ricordare il nostro Adriano Cossu che ti ha fatto questo omaggio, la solita anguria, Adriano Cossu, Sardi alla frutta. Bella, con la chiave di sol. Meraviglioso, grazie infinite perché è un regalo bellissimo, sono Poi, molto emozionata. L'anguria di Sardi alla frutta per la nostra Francesca. Senti, abbiamo parlato del Petruzzelli di Bari, hai girato l'Italia ma anche il mondo, cioè hai fatto un casino di roba, insomma, da dove partiamo? Non lo so. Non saprei. Allora, in Italia i teatri storici li hai fatti tutti, stiamo parlando del Petruzzelli di Bari. Sì, San Carlo di Napoli, che è il teatro più grande d'Europa, è uno dei più belli. Teatro del Cuore per me è la Fenice di Venezia, dove vado sempre con grande, immenso piacere, e Scala, come non dire, la Scala, Torino, Firenze, Roma. Fantastico. E quindi Bologna. tra questi quello che più ti ha preso, che hai nel cuore è il... Ma allora, è ovvio che la Scala è un tempio sì. pazzesco, però la Fenice ce l'ho nel cuore. Nel cuore, la grande, fantastico. E all'estero hai girato anche un po' da ovest a est, da est a Sì. ovest, nord, sud, ovest, est, hai fatto tutto? Tutto, sì. Sono stata molte volte in Giappone, in Cina, a Pechino quest'anno, all'NCPA, in Brasile, in Argentina, in Canada, fammi pensare. Dappertutto, Sì. negli Stati Uniti sicuramente, Stati Uniti, perché sì. ecco il Giappone che l'hai ricordata come prima, loro seguono molto l'opera. Loro sono appassionatissimi, vero? sono un'attenzione straordinaria, un silenzio mai sentito in teatro, quasi impressionante. Poi teatri pazzeschi con acustica perfetta, 4.500 posti, cioè veramente impressionante. Impressionante il Giappone, impressionante. E poi tante opere, ecco qua abbiamo appena visto cos'era questa qua, il Tancredi, l'abbiamo sentito, però ne hai fatte veramente, veramente tante, no? Sì. E qual è quella che un po' più ti appassiona a fare, quella che senti più tua, non lo so, magari anche per le tue corde, no? Ognuno magari... Allora, ti dico... Cambia anche quello? Beh sì, sicuramente. Cioè, un soprano può dire, io sono più portato per questa... Certamente. Diciamo che da un punto di vista affettivo sono molto legata a Carmen, che ho fatto anche all'Arena di Verona e che... l'Arena di Verona, non l'abbiamo sì, ricordato prima. non abbiamo La detto l'Arena di Verona. Mamma mia, che posto. Sì, Comunque, Carmen all'Arena di Verona Carmen. è stata comunque una cosa super emozionante, insomma, quando hai 14.000 persone... un po' come essere a un concerto di Vasco Rossi, solo che Vasco Rossi sei tu là, quindi l'emozione è particolare. E poi sicuramente citerei Traviata, che è forse l'opera che ho cantato di più e che mi ha dato forse maggiori soddisfazioni nella mia carriera. Traviata. Infatti qua c'ho un collegamento, perché io ho spulciato un po' in giro, qua mi volevo attaccare a un altro discorso, perché Alberto Mattioli nel 2018 sulla Stampa citava queste parole in un articolo che ha fatto su di te. Francesca Sasso è musicale, ha fraseggi elegantissimi, agilità espressive, in sostanza non è solo un'esecutrice ma è anche un'interprete. Quindi ci rifacciamo un pochino a quello che stavamo dicendo prima, l'interpretazione è fondamentale e tu a quanto pare sei una grande interprete di... Io spero, insomma, quello è il mio intento, cioè io cerco di non essere mai solo una cantante, una vocalista. Per me fare le opere sul palcoscenico, io sono un personaggio, sì. Per cui devo raccontare una storia, Okay. Per cui prima di essere una cantante sono un'attrice. E per me è fondamentale, è una cosa inscindibile, cioè non riesco a dividere le due cose, una cosa aiuta l'altra e una cosa è completamente legata all'altra. Certo. E la musica è legata alle parole, quindi all'azione scenica. L'azione scenica E è quindi fondamentale. per forza devi essere un interprete, soprattutto in opere come Traviata, appunto, dove lo spettacolo sei un po' tu. Quindi
sì, per me è fondamentale questo, cioè non riesco a pensarmi diversamente da così, come Bene. un'attrice cantante. Fantastico, perfetto. Senti Francesca, ci fermiamo un attimino che abbiamo la pubblicità e poi torniamo qua perché ti devo fare altre domande e mi devi spiegare una cosa su certe discipline che non sapevo. Fra poco, un minutino, 1 minuto e 30, ok? E siamo qua. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Rieccoci con Francesca. Allora Francesca, tu non sei solo una cantante lirica, ma sei anche una trainer, leggo qua, di Gyrotonic e Gyrokinesis. Esatto. Bene, la domanda è ovvia. Che cosa sono queste? Sono delle discipline, giusto? Sì. Spiega un po' perché è interessante. Guarda, sono delle discipline particolari, un allenamento funzionale. E intanto vediamo delle immagini, eccole esatto, qua. state vedendo le immagini di Gyrotonic, sì, che si avvale dell'uso di macchinari specializzati, sì, mentre la Gyrokinesis è lo stesso metodo ma a corpo libero. Ah, corpo libero, perfetto. Diciamo che potenzia le prestazioni fisiche, sì, e atletiche di appunto atleti, danzatori, ma anche di tutte le persone che aspirano a un benessere psicofisico, quindi lavora moltissimo sul movimento tridimensionale della spina dorsale. Vedo. E tutto in decompressione. Cosa vuol dire in decompressione? Decompressione significa che sfrutta dei movimenti in opposizione di forze. Tanto vado su quanto vado giù. Ah, ok, perfetto. Per cui c'è proprio una decompressione spinale che ti dà una libertà di movimento molto importante, per cui viene utilizzato anche come metodo riabilitativo sì, e appunto di potenziamento, ma è veramente versatile per tutti. È un potenziamento del fisico, quindi, assolutamente, perché vedo questi movimenti che insomma fai circolari e spirale. Tutto il corpo lavora praticamente. Assolutamente. E poi mi stavi dicendo anche per il recupero da infortuni, da cose del genere? Assolutamente, sì? Assolutamente. Io mi sono avvicinata così e la maggior parte dei trainer. Infatti ti volevo chiedere come ti sei avvicinata per un infortunio, quindi. Io mi sono infortunata alla schiena, sì, alla fine di una produzione di Bohème a Edimburgo. Cosa è successo? Aveva come al solito una pendenza di palcoscenico molto, molto particolare, molto complicata, difficoltosa. Io ho una soglia del dolore molto alta, per cui non ho dato troppo peso a delle contratture che avevo nella schiena e a un certo punto non riuscivo più a muovermi e neanche a muovere le gambe. Quindi si è proprio indurito il muscolo della schiena? Completamente, è andato a infiammare il muscolo intercostale, quindi io non riuscivo proprio più a respirare. Cavolo, ma questo era durante le prove, hai detto? O durante alla fine di una produzione, durante l'inizio di un'altra, di una Carmen appunto. Quindi io sono dovuto, no, il teatro mi ha mandato in un centro specialistico che mi ha rimesso in piedi e loro appunto mi hanno detto: noi ti abbiamo rimesso in sesto, però devi fare una ginnastica funzionale e posturale che non ti faccia ricadere in quella postura scorretta. Hai mai sentito parlare del Gyrotonic? Quindi già dall'ospedale te l'hanno... Esatto, e io ne avevo sentito parlare da amici danzatori, ma in realtà non sapevo veramente che cosa fosse e mi si è veramente aperto un mondo e questa cosa è andata a cambiare in meglio e a potenziare tantissimo la tecnica del canto. Infatti volevo arrivare qui, quindi abbiamo parlato del fisico e tutto, però è
cosa che usi anche per il tuo lavoro da cantante lirico, quindi c'è tutto questo collegamento. Assolutamente. Ma è anche, oltre a essere fisico, anche mentale, a livello mentale ti aiuta di più? Penso di sì, perché facendo questi esercizi poi uno è più rilassato, è più tonico e rilassato allo stesso tempo. Guarda, intanto questi esercizi sono abbinati a delle respirazioni particolari, quindi ovviamente si agisce in maniera totale sul corpo e sulla mente attraverso il respiro. Quindi direi assolutamente sì. Io prima di cantare ormai faccio delle mie sequenze di movimenti di allenamento che predispongono il mio corpo a essere già caldo per entrare in scena, perché non si canta soltanto con le corde vocali come una certa scuola, diciamo, antica italiana voleva, ma veramente con tutto il corpo. Cioè il mio strumento non sono le corde, ma è davvero tutto il corpo, quindi ho necessità di essere pronta fisicamente. Poi oggi i registi ti chiedono di fare qualsiasi cosa, correre, rotolare, cantare a testa in giù. Quindi fai degli esercizi appena prima e poi degli esercizi, non so, durante la settimana di mantenimento, cose del genere. Quindi c'è un allenamento settimanale e addirittura degli esercizi appena prima. Sì, prima io faccio pochi vocalizzi prima di cantare. Sarà girokinesis prima, perché non hai le macchine, no, giusto? Esattamente, sarà girokinesis col sono mio già un cervello. sono già un esperto, hai bravissimo. visto? Senti, ma per ora ti sei appena diventata trainer, quindi non c'è ancora un sito o qualcosa che hai sviluppato, no? No, non ancora, ma ci sono appunto la mia pagina Facebook e sui social, su Instagram, dove mi si può cercare, esatto. Possiamo vedere altri video, altre cose. Bene, senti, fermiamoci un attimino perché abbiamo la nostra rubrica settimanale delle auto, quindi le offerte della settimana di iCars. Ce le vediamo. Cesare, mandale pure. Ciao a tutti, sono Luca, un saluto a tutti gli amici di Sardinia Life e chi ci sta guardando in questo momento. Siamo all'iCars e questa settimana abbiamo sempre le offerte estive. Iniziamo con una bellissima Opel Insignia, anno 2013, diesel, 160 cavalli, 8.900 euro, in promo fino a fine mese. Passiamo alla seconda proposta della settimana con una Volkswagen Polo 1400 DDI, 1400 diesel, anno 2016, solo 30.000 km ragazzi di Sardinia Life. L'occasione estiva per tutti gli amici di Sardinia Life è con una Nissan Micra 1500 diesel, 86 cavalli. Anno 2018 a soli 12.000 euro ragazzi. Questo è tutto, vi voglio augurare buon weekend, buona estate e ciao dall'iCars. Ok, grazie a Luca di iCars. Allora Francesca, siamo nell'ultima parte, siamo quasi in chiusura e appunto volevo chiederti adesso quali sono i tuoi prossimi appuntamenti. Abbiamo parlato anche di girotonica e tutto, ma adesso torniamo al canto lirico. Quali sono i tuoi appuntamenti, i prossimi appuntamenti in questa stagione un po' particolare, perché c'è di mezzo anche il Covid. Sì, una stagione che è stata completamente rimodulata e continua a essere rimodulata ancora. Comunque io adesso partirò per la Lituania per fare l'Anna Bolena, che è un debutto molto importante per me ed è un'opera che avrei dovuto fare ad aprile, ma è stata spostata, fortunatamente non cancellata, e la farò ad agosto. E poi sarò a Bari di nuovo al Petruzzelli di Bari per la Turandot e poi l'anno prossimo un anno all'estero. Completamente all'estero, nel 2021. Una produzione molto importante che si chiama Bastarda a Bruxelles, a Le Monet, e poi al Teatro Real di Madrid. E poi in Giappone ancora, al mio amato Giappone, un'altra volta Giappone, per Don Giovanni. Ragazzi, il Giappone grande amore. Ecco, questo Covid mi dicevi, una rimodulazione per questo, insomma, per questa emergenza sanitaria, rimodulazione degli spettacoli e hanno anche chiuso annullamenti. tutti i teatri, molti annullamenti, molti colleghi, anche io, insomma, abbiamo
completamente dovuto rivoluzionare il calendario proprio perché Sì. molte produzioni sono saltate e molte altre si stanno incastrando, quindi i calendari che solitamente si fanno 1 o 2 anni prima, Certo. qua si sta parlando da un mese all'altro che cambia tutto. Certo, anche noi nel nostro piccolo, ecco noi seguiamo gli eventi e le sagre di tutta la regione, però è notizia di oggi, c'è stata una nuova ordinanza del Presidente della Regione che riapre a sagre, a feste di paese, a discoteche all'aperto, quindi speriamo nelle prossime puntate di tornare a raccontarvi degli eventi del fine settimana. Ok, senti, siamo partiti da Sassari, dal tuo conservatorio, che tutto è partito da qui, però prima avevi anche un'altra passione a Sassari, una passione molto diversa dal canto. Cesare, abbiamo delle immagini per caso? Per caso, se abbiamo delle immagini, no, magari. Eccolo qua. Questo è uno spoilerone, ragazzi. Pallavolo, ragazzi. Sì. Eri una campionessina di pallavolo. Questo è un grande amore, è stato il primo grande amore. La tua prima grande passione, quindi, la pallavolo. Sì. E qua mi sembra che sei quella di fianco a un allenatore che tra l'altro noi conosciamo bene, esatto. a caso, Chico Piu, ricordo, il nostro collega Chico era allenatore allora della Sunshine Sassari, se non sbaglio. Esatto. E questa deve essere l'ultima partita ad Alghero contro l'Oristano, se non sbaglio. Che Credo c'è stato proprio di un sì. punto decisivo, incredibile, qua forse sono ancora i saluti. Com'è stato, dai, quel periodo lì? Com'è? Questo Intanto è che un vediamo periodo queste della mia vita immagini. meraviglioso. Intanto è il periodo dove il mio carattere è stato forgiato. Abbiamo vinto, faccio qua, notare che abbiamo vinto. Il punto decisivo, ci sarai anche tu in campo e fra poco lo vedremo, quindi ti ha forgiato il carattere. Mi ha forgiato il carattere. Se io sono diventata quello che sono oggi come donna e come professionista, sicuramente lo devo a quel periodo della mia vita. Di grandi sacrifici, Eccola qua, sei grande... tu che abbracci la tua compagna che ha fatto l'ultimo punto, sì. Qua una bella freccettina per vederti in formazione. Che paura, ragazzi. Qua dietro un po' incomparsata qua. Che dietro tu. Bene, quindi sono contenta, siamo tornati un po' nel passato, neanche passato tanto lontano. Comunque una bella esperienza, insomma. Che serve, lo sport serve sempre nella vita. Siamo ragazzi, rimaste, no? Poi sono rimaste grandi amiche loro. Quindi tante amiche che senti ancora? Ma certo, oggi. io le saluto tutte. Quella che abbiamo visto, Iole Ruzzini, a cui mando un bacio. Ecco, mandiamo un bacio a Iole Ruzzini, l'ha mandato lei, la mando anch'io, anche se non la conosco, vabbè. Mandiamo un bacio e abbracci. Campionessa. Senti, ok. Senti, allora, gli appuntamenti li abbiamo detti, torniamo nella realtà, usciamo da questo passato che ti ha fatto venire un po' gli occhi lucidi e abbiamo detto degli appuntamenti che hai e i nostri amici, se ti vogliono seguire, dove possono farlo? Sui social? Sicuramente sulle mie pagine Facebook, Francesca Sassu Soprano, e su Instagram, appunto, stessa Stessa cosa, Francesca cosa. Sassu Soprano. Quindi sui social, ragazzi, va bene? Sì. Ok, perfetto. Senti, grazie Francesca per essere Grazie a te. stata qui con noi. Io ringrazio la regia Cesare Donati e Chico Pio alle telecamere. Vi ricordo, per rivedere le puntate basta andare sul nostro sito che è www.sardinianlife.it. Abbiamo anche la pagina Facebook dove potete vedere le dirette e tutto quello che facciamo, è la pagina di Sardinian Life, e per qualsiasi informazione la nostra mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek
e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.